Raffaella Bellotta, senatrice del Movimento Fare. Parliamo della macroregione. Qui in Veneto si parla molto di indipendenza, di autonomia, di referendum, però c'è una soluzione alternativa che potrebbe dare dei benefici al Veneto, che è quella appunto della macroregione, è così? Sì, noi col Movimento del Fare, con Flavio Tosi, abbiamo portato avanti questa possibilità che è concreta, ovvero riconosciuta dall'articolo 132 della Costituzione, ovvero il far sì che attraverso l'espressione di un terzo dei consigli comunali che andranno poi a definire questa macro regione, portando quindi all'unione delle regioni che vorranno far parte di questo progetto, vi sia quindi la possibilità di unire più territori. Quindi innanzitutto una volontà che viene dal basso, è una scelta definitivamente dei territori, e quindi una proposta di far sì che regioni come il Veneto, il Friuli, il Trentino possano costituire questa macro regione del nord che dà spazio, autonomia, capacità e anche possibilità di sviluppo dei territori, con una potenzialità che ovviamente sappiamo avere, ma che a tutt'oggi viene comunque repressa, scusatemi la parola che forse può sembrare anche molto forte, ma comunque contenuta, mentre in questo modo porterebbe a far sì che si appropriassero di una loro non solo identità ma capacità territoriale, economica e territoriale, quindi di dare slancio a questa parte di paese. Ecco, l'iter quale sarebbe a grandi linee? Come ci si dovrebbe muovere? Sì, l'iter riguarda appunto delle delibere che devono essere approvate dai consigli comunali, quindi devono rappresentare perlomeno un terzo di quello che è il numero degli abitanti di riferimento, e possiamo costituire quindi delle macro regioni che abbiano come minimo 1 milione di abitanti a livello numerico. Di conseguenza noi adesso lavoreremo in questo senso, proporremo ai consigli comunali questa delibera e siamo certi, insomma, perlomeno il Veneto avrà una risposta positiva, visto che da sempre ci battiamo per andare in questo senso. Possiamo realizzarlo, ci sono gli strumenti dati e certi, e non magari fantasie o discussioni che purtroppo si protraggono da troppi anni ma non hanno visto risultati. In questo caso invece siamo propositivi con gli strumenti di legge, e quindi vogliamo arrivare a questa scelta e a questa possibilità dataci nei tempi più possibili e più veloci possibili.